Francesco Rucco che è un amico rimane, a cui va la mia, insomma, il mio bocca al lupo e buon lavoro, e non vorrei quindi essere scambiato per altri che fanno mutamenti così per rivincite, per ripicche e per operazioni di potere. Ecco, la mia non è un'operazione di potere, la mia è un'operazione di contenuti ed è un'operazione appunto che è solamente personale, non dettata da altro. Marco Ghiotto sgombra il campo da qualsiasi equivoco. A Vicenza, dopo aver appoggiato il sindaco di centrodestra durante le elezioni, oggi entra in una forza di centro-sinistra, Italia Viva, ma la sua è un'operazione di proposta e non di protesta, per dedicarsi anima e corpo a ciò che ama di più, la cultura. La nostra intenzione è quella di fare rete, di far crescere le eccellenze della città, di determinare, di essere un punto di riferimento, insomma, un punto di riferimento come coordinazione degli eventi e coltivare questo grande orto che è a Vicenza, al di fuori e al di là anche del solo centro storico. D'altra parte la cultura non ha colore. La cultura non ha colore, ci mancherebbe altro. A proposito, giusto per chiarezza, Marco Ghiotto non è un consigliere comunale, altrimenti, aderendo alla proposta di Rete Veneta di rispettare il vincolo di mandato, avrebbe dato le dimissioni dal Parlamento cittadino. Se io sono eletto per portare avanti un programma di una certa fazione, di un certo partito, e poi cambio, sono libero di cambiare idea, ci mancherebbe, ma allora faccio un passo indietro e magari mi dimetto.